Un'iniziativa interessante quella di oggi qui all'Istituto Montessori, una distaccata del Rita Levi Montalcini, un laboratorio di scrittura creativa. Preside. Sì, una giornata molto importante curata dalla docente, ringrazio anche la signora la dice qui presente per questa opportunità che ha dato ai nostri alunni per aumentare anche più e accrescere anche più le loro competenze, le loro conoscenze per quanto riguarda proprio lo scrivere, il leggere, e questi che sono due momenti molto significativi e importanti per la crescita dei nostri alunni. È un'iniziativa importante, perché è importante anche per i ragazzi? Un'iniziativa importante perché avvicina i ragazzi a quello che è il mondo della scrittura, alla lettura, ma soprattutto a conoscere quello che c'è dietro al mondo della scrittura, un mondo ampio, e mi auguro che quest'oggi si appassionino un po' e riescano anche a capire che scrivere non è soltanto fare il compitino, il tema, ma è un mondo al quale si può accedere e rimanere sicuramente affascinati. Ecco, che risposta stanno dando gli alunni? Benissimo, sono dei ragazzi molto vivi, intelligenti, curiosi, e penso che usciranno dei bei componimenti oggi. Ecco, questa iniziativa nasce perché la docente Sabrina Di Maria ha voluto farla. Ecco, cosa ti ha spinto a fare questa bella iniziativa? Ma il desiderio di far scoprire loro la bellezza e l'importanza dello scrivere oggi, in un mondo in cui è preponderante l'uso di tablet, di social, di SMS, perché è il modo con cui comunicano, quindi l'importanza invece proprio della scrittura, del comunicare attraverso le parole e quindi attraverso un componimento. Il preside ha dato subito lo sta bene a questa iniziativa? Sì, anzi devo dire che è molto, felice, orgoglioso e disponibile. Preside, ecco, è un'iniziativa importante, facciamo anche un sunto di tanti plessi che lei dirige con l'Istituto Rita Levi Montalcini? Sì, questo l'Istituto Rita Levi Montalcini è un istituto estremamente complesso perché si compone di ben 8 plessi dislocati nella varie parti della città, specialmente nella parte sud-ovest, e devo dire che le iniziative sono tante e che ne abbiamo fatto durante l'anno, ancora ne faremo da qui alla fine dell'anno scolastico. Per esempio una prossima iniziativa è il giorno 29 con la corsa contro la fame, proprio per dare a tutti la consapevolezza che purtroppo ci sono popoli che non hanno quello che noi quotidianamente possiamo consumare o avere, e quindi anche i ragazzi farli rendere consapevoli dell'importanza del rispetto degli altri. Ieri per esempio abbiamo fatto un'altra iniziativa bellissima con ragazzi del Montessori al Circo Nautico di qui a San Leone per quanto riguarda la conservazione del mare, dell'ambiente, quindi sono tutte iniziative che servono ad accrescere, a dare spunti di riflessione, ma soprattutto senso di maturità alla vita dei nostri alunni.